Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in compagnia dei nostri sim. Allora, vediamo un po' quello che è successo in questi ultimi giorni. Innanzitutto il nostro grande Edward è sempre direttore della progettazione di uno splendido software in un'agenzia locale. Vi annuncio che ho mandato avanti la vita dei sim di un giorno proprio per far fluidificare un po' le cose che erano un po' lente, c'eravamo un po' impantanati. Vediamo la musichetta. Eccoci qua, cosa soso, vediamo di iniziare la nostra avventura. Allora, vi devo fare vedere anche un paio di acquisti nuovi. Notiamo la nostra Helen, che è sempre arzilla come al solito, e un po', come dire, più arrabbiata del previsto. Facciamole ripulire un po' la tavola e mandiamola fuori a fare amicizia con qualcuno. Adesso la mando un attimino fuori a fare amicizia con qualche altro bambino, speriamo di trovarne qualcuno nella nostra splendida 66 Road, eccola qui. Oppure possiamo farle fare amicizia con qualche ragazza del quartiere. Vediamo un po', per esempio con questa. Ok, vediamo un po', una bella presentazione amichevole e intraprendiamo una splendida conversazione tranquilla per aumentare il suo bisogno di socialità, perché ragazzi nessuno può stare solo, tutti hanno bisogno di stare con qualcuno. Allora, vediamo se può andare la nostra Helen, perfetto. Vediamo, eccola che procede, perfetto. Adesso vi faccio vedere anche le novità al piano di sopra. Ho un attimino capito cosa fare grazie ai vostri consigli, soprattutto. Bene, mi sono dimenticato. Intanto è nato il bambino, ci sono tante cose da fare. Innanzitutto, buongiorno signora. Mi può, ecco, provoca addirittura. Vediamo di intraprendere una bella discussione, una bella barzelletta. Ci prendiamo anche gioco di lei, così diventiamo anche un po' più tranquilli. E facciamo una faccia buffa. Allora, è nato il bambino Leonardo, eccolo qua, è nella culla. Questa volta è nato di carnagione abbastanza chiara, come appunto il padre. Appunto è nato il bambino da qualche ora, quindi è nato probabilmente sabato verso le 2 del mattino. E comunque è lì e ancora non abbiamo scelto nessun tratto. La casa è davvero un disastro perché continua a distruggersi qualsiasi cosa, quindi vediamo di alzarci un attimino dal letto. Perfetto. Andiamo in bagno perché altrimenti riempiamo la casa di urina, è meglio andare a svuotare il pungiglione come al solito. Prepariamo per cena un bel po' di spaghetti all'italiana, visto che per adesso abbiamo un po' di soldi, e visto che ci siamo ripariamo questo bel lavello. Fatto questo, intraprendiamo la nostra bella partita al computer a My Sims Go. Allora, nostra moglie ha intrapreso la carriera di scrittrice ed è un assistente di un grande scrittore, sicuramente ci aiuterà. Intanto possiamo prendere un pasto veloce, anzi no, prenderemo quello che cucinerà Edward. Intanto ho comprato un orsacchiotto gigante per nostra figlia e un piccolo violino per il piccolo Leonardo che ancora dovrà intraprendere la carriera di musicista. Vedremo un po'. Leonardo sta dormendo, perfetto. Si nota l'icona in viola scuro quando un sim si addormenta. Prepariamo un po' di caffè con $8, ce lo prendiamo anche più tardi. Tu come stai andando? Adesso la situazione sta diventando anche un po' complicata. Rallegriamola, è un complimento sincero. Ma parliamo anche della scuola perché ci piace della nostra scuola. Appena finisci ricordati di fare i compiti. Allora, vediamo un po' il tuo bel caffè. Eccoci qua. Ed attento che ti tagli un dito con quel coltellone da Masterchef. Perfetto. Mamma mia, lo sapevo. Stai attento con quelle manacce. Allora, prepara quello che devi. Intanto, dopo il caffeino, buttiamo via tutta questa roba. Ci prendiamo un po' cura della casa. Bene. Ottimo lavoro. Allora ragazzi, al piano di sopra avevo deciso di fare una cosa del genere. Innanzitutto sfruttare questa zona a destra, questa zona appunto a sinistra, anzi questa zona a destra e quest'altra zona a destra per fare 2 camere da letto. In mezzo qui gli metterei un bel bagno grande e qua posizionerei un bello studio in modo tale da avere tutto al piano di sopra, come mi ha consigliato appunto qualcuno di voi. Lo faremo appena avremo i soldi. Allora, eccoci qua, il bambino sicuramente è un po' affamato, adesso vediamo di allattarlo. Cambiamo il pannolino intanto perché sempre qualche goccetta di pipì viene versata. Lo culleremo un po' e tutto va bene. Che cosa è successo? Siamo molto a disagio, dobbiamo andare in bagno. Sì, un attimo, me ne sono dimenticato. Ora andiamo, tranquilla. Ecco, il bambino finalmente sta un po' meglio. Vediamo come va al computer. Compiti finiti, perfetto. Vediamo di aumentare il nostro bisogno di divertimento. Grandioso. Ancora che piange, ti abbiamo cambiato il pannolino adesso. Una cosa che mi dà fastidio di questi bambini è proprio questa. Ancora che piangi? Oddio, è insopportabile questo rumore. Ok, nutriamo con il biberone. L'altro giorno Helen si è proprio indispettita per questo fatto. Vediamo di cambiarlo, perfetto.
E poi ce ne andiamo un attimino a letto, in modo tale da stare un po' più tranquilli. Anzi, prima ci divoriamo gli spaghetti che abbiamo preparato e poi ce ne andiamo a letto. Perfetto. Allora, tu come stai andando? Ah, hai fatto i compiti sulla bella panchina. Qui c'è Arnold Schwarzenegger che si fa le flessioni. Allora, mi sembra che stiamo andando proprio alla grande. Possiamo entrare dentro e prenderci una bella porzione di questi splendidi spaghetti all'italiana che ha fatto il nostro Edward. Ok, visto che per adesso abbiamo un letto solo, è meglio dividerci il divano, ragazzi. Facciamo un bel pisolino e siamo pronti poi per l'indomani. Vi ricordo che è sabato, quindi ancora abbiamo un giorno di tranquillità. Poi inizierà la solita giornata lavorativa. Allora, Edward, come sta andando qui? Ti stai divertendo, eh? Grande. Allora, però adesso è arrivato il momento di iniziare a lavorare. Abbiamo, ragazzi, completato il livello 6 di programmazione, ma adesso dobbiamo continuare i lavori freelance. Vi spiego, è una nuova sezione della carriera che ci permette di effettuare dei lavori molto complicati. Per esempio, si va su internet, si cerca un particolare, per esempio, una particolare offerta di lavoro e viene completata direttamente online. Però questo richiede abilità in programmazione e sicuramente richiede anche tanto tempo. Però ci frutterà un $200-300 a seconda della difficoltà, quindi è importante completarli. Bene, vediamo quello che stiamo facendo. Credo che lo stiamo... ecco, già l'avevo iniziato e l'abbiamo completato. Quindi $300 puliti. Grazie mille per il lavoro svolto. Quindi siamo riusciti a fare del nostro meglio. Una bella doccia calda e sensuale per aver fatto questo lavoro. E dopo magari ce ne andiamo un po' a chattare, no? Visto che abbiamo la socialità un po' bassa. Numero comico... Scrivi barzelletta addirittura. No. Socializza, facciamo un pochettino. Chattiamo un po' con le persone che si ritrovano online. Sei pronta per il pisolino? Grandioso. La nostra moglie per adesso sta ancora dormendo. Va bene, la lasciamo per adesso a letto. Ok, ancora ci sono gli spaghetti per l'indomani. Prendiamo una bella porzione. E dopo, anche se sono le 11:45, suoneremo un bel concerto per svegliare un po' le termiti che ci sono sotto la casa. Ok, un attimino, ragazzi. Accendo un attimo l'aria condizionata. Torno subito. Ok, ci sono, tranquilli. Ci sono. Dovremmo accenderla pure su The Sim, l'aria condizionata, se no ai nostri sim gli scuoce il sedere. Allora, continuiamo su questa strada. Il bambino sta dormendo. La casa per adesso è un gioiellino. Visto che abbiamo preso questi soldi, è meglio investirli al piano di sopra. Andiamo direttamente al piano di sopra e utilizziamo... Intanto alzo un po' il volume, se no non sento un accidente. Che bella questa musica, eh? Allora, creiamo innanzitutto una bella stanza. Un muro da questa parte, un muro da quest'altra. E con i prossimi soldi continueremo ad aggiornare la nostra casa. Allora, vediamo quello che succede. Manca poco al compleanno di Leonardo ed è arrivato il momento, ragazzi, di farlo crescere. Quindi Edward, appena completerai la tua bella chat online, vedi di nutrirlo un po' e soprattutto di giocare un po' con lui, coccolarlo, dondolarlo, perfetto. Posiamo nel frigo anche questo ben di Dio, perché altrimenti sarà un peccato buttarlo. Anzi, fallo tu, visto che ci sei. Ok, vai anche un po' in bagno e magari puoi provare a giocare un po' col tuo orsetto. Perfetto, orso gigante. Va bene, continuiamo. Ottimo lavoro. Siamo davvero al massimo delle nostre opportunità. Con questi soldi cosa possiamo fare? Io direi di continuare a mentale come si sviluppa. I bambini avranno una mente fisicamente più piccola, ma anche meno ingombra di cose inutili come le curiosità sui lama o sull'algebra. Coloro che riescono a sviluppare presto i propri muscoli mentali scopriranno di essere capaci a fare... si sviluppa al tavolo scientifico e alla scacchiera. Perfetto. Allora, un tavolo scientifico sarà sicuramente importante, lo compreremo tra poco. Tanto queste cicale dannate che continuano sempre a dar fastidio, mamma mia che rumore. Continuiamo così. Allora, ci stiamo per svegliare. Acquisite l'abilità motoria. Ora Ellen può giocare nella struttura d'arrampicate e allenarsi nella battitura al computer. Perfetto, grande, continua a parlare col tuo orsetto, facciamo un po' di ventriloquio. Bene, allora, mi sembra che già ci siamo. Ok. Vediamo di stoppare un attimo il tempo e andare immediatamente a prendere quel bel piattino di pasta e dopo farci la nostra bella giocatina al pianoforte, la nostra bella suonatina al pianoforte. Allora, vediamo un pochettino. Ellen è quasi pronta. Facciamogli fare un altro bel pisolino perché sta esaurendo le batterie.
Ok, allora, visto che ci siamo con Edward, lasciamo perdere per adesso il bambino e concentriamoci su qualcosa di interessante a livello economico, come per esempio nella sezione della programmazione possiamo hackerare, vediamo un pochettino il fondo fiduciario lotario dei nostri vicini. Vediamo un pochettino la schermata di hacker alla tipo Matrix. Ecco, il bambino già che si mette a piangere, maledizione. Vediamo di nutrirlo immediatamente e visto che nutrendolo con un po' di latte è diventato abbastanza grande, lo possiamo far passare di età. Bene, andiamo. Veloci, che è bello. Allora, continuiamo ad hackerare alla tipo Watch Dogs. Mamma mia, questo rumore l'ho sentito 100.000 volte negli anni 90. Mamma mia, quando i computer si dovevano connettere a internet. Pessimo sto rumore. Vediamo di hackerare e rubare un po' di soldi, Edward, che dobbiamo comprarci il tavolo da lavoro. Ok, vediamo qua quello che possiamo fare. C'è dell'ottimo cibo sulla tavola, lo mangiamo da tutti e due i piatti, visto che siamo affamatissimi. Perfetto, e oggi Leonardo diventerà bambino. La culla si muove ed è quello che si alza. Bellissimo. Anche lui con i sandali, però gli infradito, scusate, però dobbiamo cambiare il colore. Come tratto, al solito ragazzi, sceglierò in maniera casuale 1, 2, 3. Estroverso, vuole stringere amicizia con tutti. Perfetto, ma sicuramente la bella farfalla verrà accompagnata da, vediamo che cosa. Ole, amante dell'arte. Perfetto, un amante dell'arte fa sempre comodo in famiglia, quindi probabilmente svilupperemo in lui delle doti tipo Leonardo da Vinci, qualcosa del genere. È un po' assonnato e io dico di mandarlo a letto. Continua con il tuo hackering, tu, mi raccomando. Ok, ci mangiamo questo bel piattone di pasta. Perfetto, attenzione a non sbaffare molto. Benissimo, siamo quasi pieni, mi sa. Questa porzione la possiamo riporre in frigo. Questa la mangiamo. E qui svuotiamo la caffettiera, che davvero è orrenda al tatto e alla vista. Ok, vediamo un po' di velocizzare un po' tutto. Che succede? Un attimo, amica mia, sto lavorando. $137. Perfetto, grazie all'hackering del conto lotario. Benissimo, vediamo se ci arriviamo a comprare il tavolino per i nostri figli. Deve essere qua, ragazzi. Il tavolino per i nostri figli. Mamma mia, deve essere da queste parti. Il tavolo casa delle bambole deve essere qui, vediamo un po'. No, postazione da lavoro, forse qui, eccolo qua, scientifico, tavolo di attività creativa. Questo servirà per il nostro Leonardo, mentre questo possiamo utilizzarlo anche per la nostra ragazzina, per la sua abilità mentale, visto che vuole diventare una bambina prodigia. Quindi Edward, torna al lavoro per la tua famiglia. Mi raccomando, continua ad hackerare qualche altra cosa. Possiamo, sì, continuare ad hackerare il rendimento lavorativo, bellissima questa. Ok, mi dispiace, amica mia, devi lasciare lavorare tuo marito, che è davvero in tensione. Vai a fare un po' di Mozart e Beethoven. Basta con quel piatto. Basta con quel piatto là davanti a lui che gli fai venire fame. Mettiti lì e vai a suonare. Grande. Oh, ma nessuno che lo lascia in pace a questo poveraccio. Lasciatelo lavorare in pace. Ok, vediamo quello che possiamo fare. Diamo un'occhiata. I compiti li abbiamo finiti. Non abbiamo per adesso svaghi per la nostra famiglia. Parla un pochettino, chiedi del passato. Vedi quello che ha fatto. Forse un po' di tempo fa non era così imbalsamato. Adesso è pelliccia, ma una volta forse correva per le praterie l'amico qui. Quindi chiedi del suo passato. Ma magari puoi rincuorarlo. Pelliccia non è così male, vedi un po'. Alla tipo Coda Fratello Orso. Anzi, lo rinominiamo, lo chiamiamo Coda, ragazzi. Perfetto. Grandioso, il nostro grande Coda. Perfetto, facciamoci un altro pisolino, visto che ci siamo. Il nostro figlio sta dormendo. Vediamo. Ancora ne hai strada da fare, amica mia. Continua così che forse un giorno arriverai a fare qualcosa di bello. Allora, come siamo noi? Stiamo lavorando alla grande. Oggi è domenica. Vediamo un pochettino. Stiamo continuando ad hackerare il nostro rendimento lavorativo. Allora, non ti mettere a disagio. Abbiamo degli ottimi spaghetti in frigo. Adesso ne prenderemo un po'. Apriamo. Eccoli qua, degli spaghetti. Ha variato tra 2 giorni. Il nostro frigo è ottimo, ragazzi. Vediamo se riusciamo a finire. E dopo una bella dormita per ricaricare le pile. Bene, vediamo un po' come va il nostro bel hackering al computer. Attenzione, mamma mia. Rullo di tamburi. Squillino le trombe. Quanto abbiamo preso? Lavorare in modo furbo è meglio che lavorare duro. Creare il proprio rendimento lavorativo è ancora meglio. Quindi prenderemo di più. Perfetto, al prossimo turno. Forse abbiamo preso un $5 in più. Comunque, sempre un ottimo lavoro. Appena ci alziamo continuiamo sempre il nostro hackering. È domenica. Nostra figlia vede di mangiare un po' qualcosa. Visto che ci manca per adesso qualche soldo, io venderei il violino, ragazzi.
lo venderei e acquisterei al posto del violino qualcosa di più utile, come per esempio, ecco qua, il tavolo scientifico junior. Così sviluppiamo qualche bella abilità, perché sennò quel violino rimane là fermo e non serve appunto a niente. Sperimenta un po' per sviluppare la tua abilità mentale, che ancora è a livello 1. Perfetto, la creatività è anche alta, però abbiamo detto che tu devi diventare una bambina prodigio, quindi hai delle doti mentali abbastanza accentuate, mentre l'altro è un po' estroverso e quindi si dedicherà ad altre cose. Vediamo quello che succede. Mi ricorda un po' Tarzan. Ehi, sta lavorando Edward. Perché abbiamo detto che tu devi andare a letto, tranquillo. Invece di parlare, vai un po' a letto e ricaricati le batterie. Ok, questo mi ricorda un po' Tarzan quando nel campo appunto degli umani, le scimmie si sono messe a distruggere tutto. Erano quegli stessi pentoloni. Quindi, com'è questo blues? Ci stiamo divertendo? Perfetto. Facciamoci un bel viaggetto alla fatina del gabinetto e dopo alla fatina della doccia. E magari poi ci dedichiamo un po' al nostro lavoro scrivendo al computer. E una nota di esonero. Perché una nota di esonero? Esercitiamoci un po' a scrivere. Anzi, visto che siamo a livello 4. Allora, al 5 inizieremo a scrivere un libro, ragazzi. Continuiamo. Come vanno qui le cose, amica mia? Ti stai divertendo? Qui è arrivato tuo fratello. A posto? Vai a parlare con Coda. Abbraccia Coda che è bravo. Perfetto. Abbraccia un po' Coda. Grandioso. Grande, abbraccialo. Perfetto. Parla con lui e sviluppa l'abilità sociale che ti servirà più avanti per diventare estroverso. Diffama anche Coda perché è stato cattivo e è diventato una pelliccia cattiva. Chi è che grida qua dentro? Eccoci. Allora, è ora di andare al lavoro, perdonami. Lavori anche di domenica? Che bello. Ok, vai e cerca di lavorare in maniera dura. Lavora sodo, grande. Cellulare, intanto qui ci stiamo divertendo a sperimentare. Grande, vediamo un po'. Abbiamo sviluppato una nuova abilità. Come seconda gioca con l'animale di peluche gigante. Perfetto, ci giocheremo. E tuo fratello vedrà di andare immediatamente al bagno. Grande. Lascia perdere Coda, fratello orso. Tu Edward come stai andando? Perfetto. Credo che è arrivato il momento di alzarti e di nella sezione delle... Anzi, fatti una bella partita così scarichi un pochettino di tensione. Bene, continua tu a smanettare lì alla tipo Albert Einstein. Perfetto. Intanto si diverte allo stesso tempo. Dopo gioca con Coda, perfetto. Ma vediamo un po' di preparare la cena, anzi il pranzo. Come pranzo cosa c'è? Edward è diventato abbastanza bravo a cucinare, quindi un po' di tacos di pesce possono essere utili. Bene, dobbiamo trovare il lavoro per il lavoro. Abbiamo perso dei soldi ovviamente. Dobbiamo trovare, ragazzi, il modo di fargli fare qualcosa anche al nostro figlio. Ripuliamo. Possiamo vedere che è arrivato il momento di fare i compiti, perché sicuramente andrà alle scuole elementari, quindi serviranno a qualcosa. Per quanto riguarda la sua abilità, possiamo lasciarlo diventare anche un mago del fisico, pompandolo a dovere. Potremmo farlo anche, ragazzi. Potremmo anche lanciarlo nell'ambito della creatività. Vedremo. Comunque, attenzione, il computer si è semidistrutto. Vediamo un po'. Per la bambina diventerà una grande scienziata, sempre nell'ambito della scienza. Il bambino ancora me la penserò. Comunque, fatemi sapere le vostre opinioni, come al solito. Godiamoci la cucina di Edward, al solito 5 stelle. Ottimo lavoro. Lasciala un attimo qui. Intanto vai a riparare il computer e preghiamo Dio che non ti arrivi una scossa. Vediamo quante volte mi è capitata questa schermata blu. Devono essere le RAM, Edward, sono le RAM. Guarda qua dietro se hai un po' di RAM da cambiare, qualche nuova marca, qualche cosa. Forse queste sono troppo antiche. Vedi quello che puoi fare. Vediamo un po'. Ho come il presentimento che ci becchiamo una scossa, ragazzi. Vediamo. Attenzione. No, perfetto, possiamo ancora programmare e hackerare i sistemi land grab. Vediamo un pochettino di hackerarli un po'. Allora, che c'è qui? Il Krakatoa, mamma mia, in eruzione. Butta un po' tutto. Fatti una chiacchieratina con Coda pelliccia e dopo vai un po' al bagno, alla fatina del gabinetto. Abbiamo preparato apposta i tacos qui. Sono ottimi, proprio al bacio. Poi fatti un bel bagno con schiuma e vai a letto.
Tu che stai combinando? Ah, c'erano i tacos qui, perfetti, preparati ora. Proprio perché devi prendere la roba congelata? Vabbè, se vuoi mangiarti il cibo surgelato, per me non ci sono problemi. Va bene, mangialo e stai un po' tranquillino. Vedi se puoi andare pure tu a sperimentare un po', visto che ciò aumenta il tuo cervellino, lo fa ingrandire di dimensioni proprio. Perfetto. Come siamo qui? Stiamo andando alla grande? Continuiamo ad hackerare, mi raccomando. Alla Matrix, perfetto. La nostra moglie quando torna? Credo alle 6 di pomeriggio. Il giardino sta diventando marcio, ragazzi. Quante cose dobbiamo fare. Allora, probabilmente alle 6 arriverà nostra moglie. Disagio. Adesso andiamo a ricaricare le pile, tranquilla, amico mio. Adesso andiamo, spegniamo i motori e ci mettiamo pronti. La casa sta diventando, ragazzi, davvero un gioiello. Vediamo un po'. Ed eccoci arrivati. $107 più quelli di nostra moglie. Visto che sei tornata, vai a innaffiarmi un attimino l'orto. Che succede? Perché non possiamo innaffiarlo? Innaffiamo tutto e sterpiamo anche le erbacce. Promossa blogger, addirittura. Adesso leggiamo che cos'è. Il letto è occupato, quindi ti vai a fare anche tu una bella partitella. Allora, abbiamo questi soldi, ragazzi, ingrandiamo un po' tutto. Compriamo intanto il tavolo d'attività. Tu hai creatività per aumentare sicuramente questa particolare, come dire, questo nuovo ambito del cervello del nostro ragazzo. Lo mettiamo qui. Al piano superiore vedremo di fare già qualcosa di interessante. Piazzare un altro muro. Eccolo qua, un altro bel muro messo così. E per evitare troppi problemi, qua gli metteremo una porta, appunto proprio da questa parte, e iniziare quindi a fare quindi, ragazzi, qua prima stanza da letto, seconda stanza da letto per i nostri due ragazzi, e poi vediamo anche di trasferire la nostra qui. Quindi sotto magari creeremo una zona completamente diversa. Quindi questo è il corridoio centrale. Qui abbiamo detto il bagno. Ho cambiato adesso idea. Quindi 3 stanze, 1, 2, 3, bagno, corridoio, zona, chiamiamola, di anfiteatro, e sotto lo studio, magari nella camera da letto vecchia. Qua metteremo cavalletti, zona per la palestra e tutto il resto. Ricordatevi questa forma mentis. Bene, ottimo lavoro. Tu continua a fare quello che devi. Siamo un po' sporchi, però. Andiamoci a farci il bagno. Andiamo a fare il bagno con schiuma, dai. Perfetto. Nostra moglie si sta dedicando un po' alla raccolta. Tanto, Edward, perché non vendiamo tutta quella spazzatura che abbiamo raccolto? Eccola qua. La vendiamo a $30. Sempre soldi sono. Perfetto. Abbiamo anche roba per aggiornamento. Leonardo è abbastanza felice. Che fai, maledizione? Era tutta la mia roba precisa per... l'abbiamo distrutta. Vai un po' a disegnare forme, tipo un po' Leonardo da Vinci. Grande. Eccolo qua, Leonardo ha iniziato così, disegnando paracaduti. Dopo è arrivato anche a fare esperimenti scientifici. E poi un giorno ha iniziato a dipingere la Gioconda. Quindi mi raccomando, forse un giorno diventerai anche tu come lui. Mettiti qui, tranquillino, con i tuoi strumentini di cera. E Leonardo può disegnare su un tavolo. E addirittura può giocare con la casa delle bambole, visto che sta diventando così creativo. Va bene. Nostra figlia è quasi pronta. Abbiamo lasciato qui i tacos apposta. Dopo andrai a riporli immediatamente. Come siamo, Edward? A posto. I tuoi tacos verranno divorati immediatamente. E dopo vedremo di aggiornare un po' il gabinetto. Lo sciacquone superiore sarà in grado di aiutare il bagno a non intasarsi e a non chiamare Mister Muscolo. Ok, vediamo di aumentare la velocità. Noi che stiamo combinando? Stiamo giocando un po' a Blobloblik. Bene, però mi sembra che è un po' tardi per giocare a Blobloblik. Basta così. Ragazzi, provate a dirlo 3 volte di fila. Blobloblik. Attenzione, un bel disegnino. Vediamo di metterlo qui. Attenzione, lo mettiamo. Vediamo un po'. Eccolo qua, appendiamolo qui. Proprio nel bagno, potrebbe essere carino. Quanto lo possiamo vendere? Ammira, per essere amante dell'arte. Ancora un altro po' di forme, amico mio. Disegna per un po'. Perfetto. Vediamo un po' quello che succede. I compiti li abbiamo fatti. Un altro pisolino credo che ti può far bene, perché domani c'è scuola e quindi cerchiamo di stare calmi. Ok, basta con questo Blobloblik. Ecco che si alza Edward, è arrivato il momento. Perfetto. Vediamo un po' che è successo. Questa musichetta ogni volta mi prende un panico. Vediamo di cancellare, anzi di eliminare questi spaghetti. Tanto nostro figlio continua a disegnare paracatuti, perfetto. Un altro nuovo disegnino da mettere nella stanza, eccola qua, del pianoforte. Vediamo come siamo.
I nostri figli pronti. Tanto Edward è pronto per hackerare qualcosa. In programmazione possiamo continuare ad hackerare gli elenchi postali. Livello 4 di manualità dopo l'aggiornamento. Bene. Allora, vai a fare qualche esperimento visto che ci sei. È arrivato il momento per te invece di fare un sonnellino. Vai amico mio che ti fa bene. Allora, basta con quella chiave inglese. Ecco, il nostro Bob aggiusta tutto, sempre pronto, Vediamo un po' come va. Aggiorniamolo. Aggiorniamo tutto. Ok. Adesso sicuramente avremo uno sciacquone superiore. Che cos'è questo? Aia. Ah, ci siamo schiacciati le dita. Allora avremo 2 dita in meno per hackerare. Addirittura a livello 7 di programmazione possiamo creare le app per il cellulare. Appena le crei me ne dai 2 e me le scarico sul cellulare. Ok? Mi raccomando amico mio, le voglio anche gratuite. Che si è alzata anche nostra moglie. Ripuliamo un po' tutto dopo essere andata in bagno, E invece di servire per colazione un bel parfait di frutta in formato famiglia. È tutto a posto? Credo di sì. Coda fratello Orso è sempre lì che ti guarda. Però puoi continuare magari a dormire. Vai a farti un bel pisolino nel letto. Ok. Procediamo ragazzi. Velocità aumentata. Ci stiamo divertendo ad hackerare un po' tutto. Vediamo quanto siamo riusciti a raccimolare. 157 per aver ovviamente hackerato i dati dell'account della posta locale. Perfetto. Parla un po' con tua moglie. E aggiorniamo anche la doccia. Rubinetti robusti per evitare che quindi essi si guastino. Anzi, possiamo aggiornare il computer. Altre scelte. Internet. No. Andiamo ad aggiornare la doccia con dei rubinetti robusti. Perfetto. E dopo credo che ci possiamo fare anche una bella doccia calda e sensuale. Bene, il piattino. Perfetto. Nostra figlia che sta combinando. Ok, mi sa che è arrivato il momento di terminare di vincere il premio Nobel per la scienza e farci un bel pisolino da queste parti. Ok. Oh, una candidata per il prossimo premio Nobel, Perfetto. Vediamo come va il lavoro. Cosa dobbiamo fare per il prossimo livello? Scrivi un libro. Lo facciamo subito. Scrivi un libro di genere. Vediamo un po'. Storia, poesia. Una bella poesia, La tipo Giacomo Leopardi. Vediamo un po'. Allora, qual è il titolo del libro? Attenzione ragazzi, lo chiamiamo... no, aspettate, lo chiamiamo un bel titolo. L'ultimo canto di Saffo, mamma mia. Libro di poesie, proprio un libro vuole scrivere. Va bene, allora come libro facciamo una raccolta poetica. Come raccolta poetica ci prendiamo... Ossi di seppia. Va bene. Libro. Vediamo un po' che. Libro. Vabbè, sì, raccolta poetica. Vediamo un pochettino. Descriveresti questo libro? Raccolta poetica di grande intensità morale. Di grande intensità morale. E vediamo un po'. Spirituale. Vediamo un po'. Sì, raccolta poetica di grande intensità morale e spirituale. Perfetto. Vediamo un po'. Vediamo di scrivere i nostri ossi di seppia. Vediamo un po'. Abbiamo forse un pochino copiato da qualcuno, ragazzi. Non vi dico chi è. L'avrete sicuramente capito. Comunque, prossimo libro, invece di ossi di seppia, vediamo un po'. I sentieri di nidi di ragno. Va bene? È anche più bello. Edward, dove stai andando? Ah, la tua pianta di spazzatura. Vai, divertiti. Tanto raccogliamo un po' tutto. Sì, raccogliamo la nostra spazzatura. Perfetto. Grande. Dai. Tanto i ragazzi tra poco dovranno andare a scuola. Lì c'è il rito voodoo. Non parlare alla mamma che sta scrivendo ossi di seppia. Una raccolta davvero fantastica. Quindi meglio lasciarla perdere. Ok, vedi di ripulire anche questo. Tu come sei messa? Un po' a disagio per avere l'ambiente sgradevole. Purtroppo lo so, viviamo in un porcile. Vabbè, non ci fa niente. Andiamo immediatamente via. Livello di scrittura 5. Stiamo scrivendo il nostro libro. Tanto noi qua come stiamo andando? La nostra spazzatura ce l'abbiamo. Grande. Vediamo se possiamo venderla. Quanti ne abbiamo? $100 di spazzatura. Ragazzi, sta diventando davvero importante. Guardate un pochettino, altri $100. E con questi $100 di spazzatura ci compriamo. Vedete che la spazzatura è importante. Ci compriamo qualche cosa di bello, come per esempio un televisore,
Oppure un bello smartphone, un computer portatile. Non ci bastano i soldi. Compriamo invece una... Vediamo un po'. Una scacchiera potrebbe essere utile. Qua cosa c'è? Bacheca del sughero, raccoglitore di elementi. Attenzione, una boccia per i pesci per dare un pochettino di atmosfera. No, va bene. Per adesso conserviamo... Ah, il piano di sopra dovevamo ancora rifinire. Quindi andiamo qui e cominciamo a mettere qualche altro muro, ragazzi. Quindi andiamo qua. Perfetto. Qualche altro bel muro. Piano piano noi, ragazzi, finiremo tutto. Ogni volta mettiamo un pezzo di muro, poi verrà davvero un gioiellino. Ok. Come siamo? Continuiamo così, velocizziamo anche un po', perfetto. Grande, i soldi adesso inizieranno a entrare a fiumi da tutti i posti, ragazzi. Ok, puliamo questo putridume e l'autopulizia verrà aggiunta. Anche il bidelli aggiungiamo. Dove siamo? Al lavoro. Ah, al lavoro. Ah, è arrivato il momento di lavorare. Tu cosa stai facendo? Mi sembra che devi andare pure tu al lavoro. Tra un'ora. Ah, che è successo? Stefania ha finito di scrivere un libro, ha raggiunto al suo inventario per il futuro piacere di poterlo leggere. Stefania può anche pubblicarlo cliccando... certo, quello pubblichiamo, Ossi di Seppia, per la miseria. Vendi a un editore. Perfetto, non mi ricordo chi ha editato Ossi di Seppia, ragazzi. Però lo vendiamo, dai, lo vendiamo a un bel editore, così ci entrano un po' di soldi. Appena torniamo dal lavoro. Bello, bello, perfetto. Continuiamo così, la casa qua dentro stanno ballando gli indigeni, eccoci qua. Vediamo come va. Noi abbiamo quasi finito, credo che verremo promossi. Ah, sono tornati i nostri bambini, vediamo come va. Allora, tutti e due a letto, 1 e 2, tutti e due nel letto insieme, tranquilli, perfetto. Vediamo i nostri genitori. Vediamo un po' quello che succede. Oh, la pianta, che ha questa pianta? Pianta morta. Oh, i soldi, ragazzi. Ramo per Edward, giocatore di esports o imprenditore di startup. Leggiamo. Vivi e respiri videogiochi fin da quando le tue dita sanno premere i grilletti. Come giocatore di esports puoi farne una fonte di reddito. I premi includono tappetino di gioco con sensore di movimento. Imprenditore, i premi includono TV a schermo piatto. Trasforma le tue grandi idee in nome sulla bocca di tutti come genio delle startup. Hai bisogno di competenze e di contatti, ma la ricchezza è a portata di mano. Imprenditore startup. Grande amico mio, mi sa che abbiamo vinto una bella televisione, credo. Guardate quanti soldi che abbiamo guadagnato, perfetto. Imprenditore promettente, credo di sì. Andiamo subito, come siamo? Mamma mia, dobbiamo andare un attimino in bagno e usarlo. Ah, l'autopulizia, siamo mezzi morti e dobbiamo fare l'autopulizia addirittura. No, noi andiamo al piano di sopra e completiamo la casa. Allora, andiamo qui. Aggiungiamo tutto. Ok. Perfetto. 2 porte, ragazzi. Una qui. Per adesso discrete, così. Questa. No, anzi no, questa no, questa. 1 e 2. Vediamo di scegliere anche il pavimento. Pavimento identico a quello di sotto. Vediamo un po'. Eccoci. Anzi no, scegliamo qualcosa di più economico, come per esempio... Anzi no, vediamo questo, in castagno. Nostre stanze da letto in castagno. 160, ok, anche qui 160. Va bene. Adesso io dovrei creare qui lo spazio per vivere al piano di sopra. Vediamo se si può fare in qualche modo. Tipo se io chiudo qua. Ok, ma non c'è ancora. Come si fa a mettere il terreno? Vediamo così. No, l'ho messo sotto. Ci deve essere il modo però per collegare tutto. Tipo io qua vorrei, per esempio... Come si fa, maledizione? Ah, non ho chiuso, ecco perché non lo fa. I soldi non ci bastano, maledizione. Vediamo un po'. Ma ne manca uno, ragazzi. Manca un piccolo muretto. Va bene, ragazzi, abbiamo quasi finito qua sopra. Mettiamo le porte, 2 lettini e già ci possiamo addormentare. Va bene. Piano di sotto. Ok, continuiamo per adesso a pulire il bagno, ad aggiornarlo. Dopo, vabbè, utilizzeremo il divano per adesso. Va bene, non importa. Nostra moglie, adesso appena torna, che lei è un po' stanca, siamo tutti stanchi dopo una giornata lavorativa, ci credo. Voi invece come siete? Perfetto. Appena ti alzi, vai a farti un bel bagno con schiuma e dopo vedi di prenderti uno yogurt. 256, perfetto. Quindi noi andiamo sopra adesso e concludiamo il muro.
il muro. Ottimo lavoro. Quindi adesso basta solo aggiungere le porte, che noi possiamo vedere così. E adesso ragazzi il tetto lo possiamo mettere finalmente. Questo poi lo chiudiamo per adesso, per non sentire più le cicale, Quindi una porta la mettiamo qui. Quindi queste sono delle porte importanti. E mettiamo adesso i tetti ragazzi. Ah, abbiamo solo qua aperto. Va bene, proviamo per adesso a chiudere. Vediamo se ci bastano i soldi. Appena per una stanghetta. Va bene. Solo qua sentiremo un po' le cicale. Va bene, non entreremo in quella stanza. Piano di sotto. Come sei tu? A posto? Pure tu un bel sonnellino. Vai. Dove vai? Che stai facendo? Ah, vendi all'editore Ossi di Seppia. È disponibile al pubblico. Ora ogni giorno Stefani guadagnerà una quota moderata di diritti d'autore. Perfetto. Come va? Cerca di calmarti davanti allo specchio. Certo. Ci calmeremo subito. I nostri figli. Allora, lei ha finito. Tu pure hai finito. Ok, quindi poi te ne puoi andare a letto. E anche tu, al tuo vero letto. Allora ragazzi, perfetto, per oggi penso che possa bastare così. Ci siamo un po' divertiti, abbiamo fatto diversi acquisti, stiamo completando la casa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.